Andrea Causin, sono deputato uscente, ho presieduto la commissione d'inchiesta sulle periferie e sulla situazione del degrado nelle grandi città italiane. In questo momento ci troviamo ad affrontare una campagna elettorale complicata ma anche decisiva per il futuro del Paese, e Forza Italia e il centrodestra in particolare si presentano con delle ricette che sono di carattere rivoluzionario. In primo luogo il tema dell'economia. La grande rivoluzione è legata all'introduzione della flat tax, ovvero una tassa unica del 23% che consentirà al regime di liberare molte risorse economiche sia per le famiglie che per le imprese. Abbassare le tasse al ceto medio vuol dire restituire potere d'acquisto alle famiglie, e abbassare le tasse alle imprese vuol dire restituire la capacità economica del nostro sistema di impresa che è caratterizzato da molte PMI, di poter tornare a fare investimenti e anche poter tornare ad assumere. Ecco, perché noi riteniamo che sia rivoluzionaria la flat tax? Perché riteniamo che di fronte a una cultura che c'è stata in questo Paese, per cui la spesa pubblica aumenta sempre di più, il debito pubblico aumenta sempre di più, e questo incremento viene poi colmato attraverso le tasse alle famiglie e alle imprese, noi invece riteniamo che abbassando drasticamente le tasse si possa fare ripartire lo sviluppo e si possa in qualche modo anche fare ripartire l'economia. Fare ripartire l'economia vuol dire incrementare il gettito fiscale e anche dare delle risposte allo Stato sociale e anche ai fabbisogni sociali. In secondo luogo, noi riteniamo che serva una rivoluzione di legalità nel nostro Paese, a partire dal rimpatrio dei 630.000 clandestini, che oggi sono persone che sono senza documenti e che per forza sono dedite all'economia illegale e all'economia illecita, devono progressivamente rientrare nei paesi di origine, ma anche riteniamo che vada fatta un'azione molto decisa sul tema della sicurezza urbana, in modo particolare reintroducendo il profilo penale di tutti i reati che erano considerati minori, tipo lo spaccio, tipo la prostituzione in pubblica piazza, le occupazioni abusive, il commercio illegale che danneggia le piccole imprese. Ecco, tutti questi micro reati urbani che creano un profondo senso di insicurezza nelle persone vanno repressi con grande decisione, restituendo potere ai sindaci, istituendo anche la possibilità di processare per direttissima, attribuendo le competenze al giudice penale di pace. Ecco, noi riteniamo che agendo appunto sul tema dell'economia e della sicurezza si possa veramente aprire una stagione nuova per il Paese.